Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di A Voce Alta. Nella scorsa puntata eravamo rimasti a degli sconvolgimenti climatici, e non solo, che erano successi sulla Terra 13.000 anni fa, che misero alle strette di Anunnaki e misero alla fine dell'età dell'oro, la cosiddetta età dell'oro. Ma questi sconvolgimenti, appunto, non hanno coinvolto solo la Terra, hanno coinvolto tutto il sistema solare nel suo complesso, visto che ogni pianeta comunque mostra i segni di un qualche evento cataclismatico che ha interessato o la sua superficie, o l'atmosfera, o la velocità, o l'angolo di orbita, o la rotazione. E infatti, come i pianeti del sistema solare ruotano intorno al Sole, così il sistema solare ruota intorno al centro, o almeno alla parte centrale della galassia. E questo Sole centrale, o Sole galattico, è talvolta denominato Sole nero. Uno scienziato e uno ricercatore, Ryan Desborough, negli anni 60, ha lavorato nell'ambito della ricerca aerospaziale per molte società e ha raccolto informazioni dettagliate riguardo ad uno studio indipendente assieme a dei suoi colleghi fisici. Insieme ipotizzarono che nel 4800 a.C. un corpo enorme, Giove, precipitò nel nostro sistema solare ed i pianeti esterni furono gettati nel caos e Giove in seguito si scontrò con un pianeta che orbitava tra l'attuale Giove e Marte. I resti di quel pianeta andarono a formare la fascia di asteroidi e parte di Giove si staccò per diventare ciò che oggi chiamiamo Venere. Quest'ultimo, allora una grossa massa di materia, fu lanciato nello spazio, distrusse l'atmosfera e la vita di Marte, prima di essere catturato dal campo gravitazionale della Terra. Secondo i fisici furono quelle orbite a causare nel 4800 a.C. devastazioni e maremoti. Questi fisici, come Desborough, pensavano che prima di allora Marte orbitasse nell'attuale posizione della Terra e che questa fosse molto più vicina al Sole. Ed i più antichi documenti mesopotamici e anche centroamericani non includono infatti il pianeta Venere nelle loro descrizioni planetarie, se non in epoca più tarda. E Venere sarebbe stata una cometa coperta di ghiaccio, e questa si sarebbe disintegrata appunto quando si avvicinò alla Terra e raggiunse il punto noto come limite di Roche. Un piccolo appunto. Che cos'è questo limite di Roche per chi non lo sapesse? È una distanza minima dal centro di un corpo celeste, al di sotto della quale un secondo corpo minore che orbita intorno e che si manifesta coeso solo grazie alla propria forza di gravità, si frammenta per effetto delle forze di marea, cioè per la distorsione, scusate, indotta dalla differenza di forza di gravità che agisce sulla parte del corpo celeste minore più vicina al corpo celeste maggiore rispetto a quella più lontana. Ad ogni modo il ghiaccio di Venere si sarebbe quindi lanciato verso la Terra ed entrando nella cintura di Van Allen, il ghiaccio sarebbe stato ionizzato, ovvero magnetizzato, e quindi attirato dai poli magnetici terrestri. E miliardi di tonnellate di ghiaccio, raffreddato ad una temperatura di meno 273 gradi, sarebbero cadute sulle regioni polari, congelando ogni cosa all'istante. E questo spiega anche il motivo per cui gli antichi avevano delle carte che mostravano i poli privi di ghiaccio, almeno fino a 7000 anni fa. Quindi non ci fu la cosiddetta era glaciale, a quanto sembra. La Terra, infatti, si dice avesse un clima tropicale uniforme, come hanno dimostrato appunto anche le piante fossilizzate. Un altro studio, invece, degli anni 50 di Immanuel Velikovsky ha scandalizzato l'establishment scientifico, quando suggerì che la Terra aveva subito enormi danni quando Venere, che allora a suo parere era una cometa appunto, precipitò prima di assumere la sua attuale posizione. Velikovsky sosteneva anche che questa cometa si era scontrata con Marte tra l'11.000 e il 1500 a.C., devastandolo e spinto fuori dalla sua orbita, che seguì su un'orbita ellittica assai instabile, che lo portava tra la Terra e la Luna ogni 56 anni. L'ultimo passaggio, nel 1500 a.C., fece esplodere un grande vulcano sull'isola di Santorini in Grecia, e la civiltà minoica, come conosciamo Greta, passò alla storia.
In questo stesso periodo, dal 1600 al 1500 a.C., il livello degli oceani anche scese del 20%. In seguito Marte si inserì nella sua attuale orbita, ma a quel punto la vita sulla superficie era stata cancellata. La maggiore vicinanza della Terra rispetto al Sole fece sì che i primi abitatori umani infatti fossero delle razze nere, la cui pigmentazione era in grado di affrontare i raggi del Sole, che erano ovviamente più vicini. Direi che per oggi abbiamo esposto interessanti tematiche e soprattutto differenti da quelle che magari notoriamente potremo studiare a scuola o potremo sentire anche nei giornali, diciamo così. Ad ogni modo la ricerca continua e come sempre bisogna saper guardare con un occhio diverso, perché la verità, come si sa, è sempre davanti agli occhi. Soprattutto se si ha la voce, queste cose, almeno anche su questo canale, io le dico appunto a voce alta. Detto ciò, alla prossima puntata.